30 anni fa la caduta del muro di Berlino, una scossa di libertà. L'industria slovacca tira ma mancano operai e gli stipendi rimangono bassi. Le mine in Bosnia dalla fine del conflitto nel 1995 hanno ucciso più di 600 persone. Eretto un monumento per ricordare i 10.000 prigionieri del lager nazista di Bolzano, uno di loro era Mike Bongiorno. La Adria Airways, la compagnia di bandiera slovena, è fallita, 500 persone senza lavoro. In Slovenia spopola Il mistero di Valburga, un film horror che è però anche una denuncia sociale. 30 anni fa, il 9 novembre del 1989, la caduta del muro di Berlino, l'evento che per gli storici chiuse il XX secolo e per milioni di cittadini di paesi del patto di Varsavia spianò la strada alla fine del giogo sovietico e alla caduta dell'URSS. Il vento della libertà cominciò a soffiare da quella breccia nel cemento armato e non si fermò più, fino alla riconquista della sovranità nazionale per mezza Europa e all'indipendenza di Estonia, Lettonia, Lituania e ancora Ucraina e Bielorussia insieme a un'altra decina di repubbliche ex sovietiche. Nei libri di storia e nelle cronache quella pagina è ricordata come uno spartiacque che ha segnato un prima e un dopo, ma per chi ha vissuto quei giorni è fermo nella memoria anche un durante, un limbo in cui l'euforia per la libertà era nell'aria ma il muro era ancora in piedi e con esso la DDR e l'Unione Sovietica e i suoi carri armati che infatti 2 anni dopo invasero Vilnius, la capitale della Lituania, in un estremo e neghittoso tentativo di bloccarne le aspirazioni indipendentiste. E queste immagini amatoriali, assolutamente inedite, provenienti da un archivio privato, girate pochi giorni dopo l'apertura della prima breccia nel muro, testimoniano proprio quell'atmosfera. Il muro non era più un tabù, lo si poteva prendere a martellate, scalfire e ridurlo in sassi da conservare come souvenir. Il checkpoint Charlie lo si poteva attraversare da entrambe le parti, ma sempre sotto lo sguardo sospettoso e inquietante dei poliziotti della DDR. L'Europa da quel giorno non è più stata la stessa. Il grande allargamento dell'UE del 2004 ha portato le frontiere dell'Unione a sovrapporsi a quelle che erano state dell'Unione Sovietica, ma anche a riaccendersi di braci mai sopite lungo i nuovi confini, innescando conflitti in Transnistria, in Ossetia, fino a quello ancora in corso in Ucraina. Il ritocco è notevole, oltre il 10%. La nuova legge sul salario minimo ha regalato agli slovacchi 60 euro in più in busta paga, si passa da 520 a 580, una cifra che rimane comunque tra le più basse dell'Unione Europea e che, tolte le tasse, si riduce ad appena 425 euro. Insomma, il lavoro è ancora a buon mercato, una delle chiavi che ha permesso a Bratislava di diventare il paese delle 4 ruote. L'industria automobilistica impiega 4 persone su 10 nel settore secondario ed è la prima al mondo per produzione pro capite. Nell'ultimo anno si è sfondato il tetto del 1 milione di veicoli a fronte di circa 5 milioni di abitanti. Proprio le aziende dell'automotive, insieme ad alcuni partiti di centrodestra, sono tra quelle che si sono opposte più fieramente alle nuove norme, paventando il rischio delocalizzazioni. Diverso, chiaramente, il parere dei sindacati. Per i nostri lavoratori sono decisamente buone notizie. Un'altra parte del provvedimento prevede che dal 2021 il salario minimo sarà il 60% del salario medio di 2 anni prima. Siamo tra i primi in Europa a introdurre questo sistema di tipo automatico. È solo l'ultima di una lunga serie di migliorie contrattuali introdotte in questi anni. In precedenza si era intervenuti soprattutto sul lavoro notturno e su quello straordinario, aumentando le indennità. Nell'industria quasi un lavoratore su 4 fa il turno dalle 10 di sera alle 6 di mattina, mentre il 17% timbra il cartellino anche sabato e domenica. La legge permette poi di fare fino a 400 ore di straordinario l'anno, 150 delle quali possono essere imposte dal datore di lavoro. Nonostante questi provvedimenti, il salario mediano è ancora basso, 600 euro netti, e trovare manodopera rimane difficile. L'immigrazione da stati vicini, anche extra UE come Serbia, Ucraina, è da tempo massiccia e non sempre regolare. Se dei lavoratori sono qui per installare delle apparecchiature o formare colleghi, possono rimanere nel paese per un massimo di 90 giorni senza bisogno di permessi, ma alcuni imprenditori sfruttano queste eccezioni e assumono lavoratori che poi sono inseriti nei normali turni.
Un fenomeno diffuso prevalentemente nelle piccole aziende di fornitura. A fare da tramite ci sono le agenzie proliferate negli anni del boom del settore automobilistico. Chi è alla ricerca di un posto rimane così l'anello debole della catena. I lavoratori che arrivano dalla Serbia non conoscono i propri diritti e doveri, spesso firmano contratti che non sono validi e per questo motivo non hanno né l'assicurazione sanitaria né quella pensionistica. Ci mettiamo in viaggio verso Trnava, a nord di Bratislava, che ospita un enorme stabilimento del gruppo PSA. Qui tutti i lavoratori hanno contratti regolari, ma facendo due chiacchiere con chi ha appena finito il turno è facile avere conferme. Ti dicono ad esempio che guadagnerai 1.000 euro. Mi è successo la prima volta che sono venuto qui, poi ho scoperto che ne avrei guadagnati 600. Era un'agenzia rumena, sono stato 2 giorni e poi me ne sono andato. Il lavoro è duro, dicono in tanti, e anche questo spiega perché la maggioranza degli operai è straniera. Guadagno il doppio che in Serbia e la vita qui è anche meno cara. L'appartamento, il cibo, tutto costa meno. E poi sono qui per la mia ragazza. Lei piace lavorare in Peugeot e significa che deve piacere anche a me. I like it too, I guess. If she like, I like it. Oggi è una giornata tranquilla. I metal detector che perlustrano la montagna palmo a palmo non hanno individuato nessuna presenza sospetta, ma è un'eccezione. Solo in questa piccola porzione di territorio potrebbero essere 1 migliaio le mine nascoste nella vegetazione pronte a esplodere, mentre si calcola che in tutta la Bosnia e Erzegovina siano circa 80.000 gli ordigni che attendono di essere disinnescati. Un problema che interessa ancora il 2% del territorio. Al momento della firma degli accordi di Dayton questa percentuale era doppia, ma si tratta appunto di una media perché in alcune regioni la minaccia è molto più diffusa. Questo monumento, che ricorda alcune delle vittime della guerra degli anni 90, ci racconta anche perché questo territorio ai confini con la Repubblica Srpska sia uno di quelli maggiormente contaminati dalle mine. Si calcola che qui circa il 4% del territorio sia ancora da bonificare. Siamo nel cantone Unasana, nel nord del paese. A verificare che le operazioni portate avanti dagli uomini dell'esercito seguono le procedure corrette c'è un ispettore del BHMAC, il Centro Nazionale per lo Sminamento. È lui a raccontarci cosa accade nel momento in cui viene individuato un ordigno. Što se tiče mojih obaveza, come prima cosa, il caposquadra impartisce via radio le indicazioni per metterlo in sicurezza. Si deve tenere conto del tipo di mina e anche del terreno sul quale si trova, anche perché tutte le operazioni di disinnesco vengono svolte sul posto. Molte mine che si trovano in questa zona non possono essere trasportate e dunque siamo costretti a operare sul posto. Tutte le mine che si trovano su questa montagna vengono azionate dal calpestamento. Ci sono le PROM, che pur avendo in molti casi perso l'innesco hanno conservato la loro pericolosità, e poi le PMR, legate a gruppi di 10 e pronte a esplodere tutte insieme. Minacce che solo nel periodo post-bellico hanno provocato 614 morti e 1700 feriti, 51 le vittime tra gli sminatori, anche se con il passare degli anni e l'affinarsi delle norme di sicurezza il numero degli incidenti è diminuito. Fondamentale è individuare e circoscrivere con precisione la zona di pericolo. Per farlo partiamo dalle informazioni che ci sono state date dalle organizzazioni internazionali che hanno operato dopo la guerra, con le quali ricostruiamo le mappe dei campi minati. Il primo passo è la messa in sicurezza dell'area interessata. Dopo prepariamo il piano di bonifica vero e proprio, che sarà realizzato da uno dei soggetti autorizzati, l'esercito bosniaco, ma anche le compagnie private, e tutti sono tenuti a seguire le medesime procedure. Regole rigidissime. Gli sminatori si muovono sul terreno sospetto mantenendo una distanza di 25 metri l'uno dall'altro in modo da non perdere mai il contatto visivo. È un lavoro che richiede concentrazione e anche un grande sforzo fisico, considerato che si opera spesso su aspri terreni di montagna. Anche per questo la giornata di lavoro non può superare le 5 ore. Ogni sminatore ripulisce in media 35 metri quadrati al giorno.
Un lavoro certosino che viene svolto quotidianamente dai 1200 operatori autorizzati. Dopo aver visto slittare più volte il termine per la bonifica del suo territorio, il programma attuale prevede che la Bosnia si liberi dalle mine entro il 2025, ma è probabile che anche questa data non venga rispettata. Di mezzo c'è un lavoro che ogni giorno mostra incognite diverse, ma anche il ridursi dei finanziamenti internazionali. Tuttavia, anche se la guerra di Bosnia è un ricordo sempre più debole nella memoria collettiva dell'Europa, la sua triste eredità è ancora lontana dall'essersi esaurita. È rimasto solo un muro in via Resia a Bolzano, ma oltre a questa recinzione tra l'estate del 1944 e la primavera del 1945, i nazisti allestirono un campo di concentramento con le sue baracche, le strutture di servizio, le celle e sì, anche le stanze di tortura. Un campo troppo a lungo considerato solo di transito verso la Germania, quasi a esorcizzare un passato scomodo e ingombrante che per anni qui si è preferito dimenticare. Le strutture del lager sono state occupate già nel 1945 da profughi e sfollati di guerra e nei primi anni 60 nell'area sorgevano palazzine residenziali. Sul campo e sulla sua storia calò quindi il silenzio, inaccettabile per chi lì fu deportato e per i familiari che iniziarono un complicato lavoro di ricerca attivo tuttora. 20 anni fa, anche meno di 20 anni fa, forse 15 anni fa, noi conoscevamo 3.200 nomi, che erano quelli contenuti in un registro di Francaturra, un registro clandestino da lei compilato, 3.200 nomi. Siamo a 8.000, abbiamo fatto un decisivo passo avanti. Noi stimiamo che i prigionieri del campo furono circa 10.000, vuol dire che non è che ce ne manca uno o due, ce ne mancano 2.000, sono tantissimi. Dare un nome e un volto a chi oltre il muro ha vissuto, sofferto e combattuto è l'impegno e il dovere che si sono presi l'Associazione Nazionale Ex Deportati, l'ANPI locale e il Comune di Bolzano, a cominciare dalla riqualificazione di quel che resta del campo, un buco nero in cui immergersi lungo quella stretta via ribattezzata Passaggio della Memoria e che ora ricorda gli internati con un nuovo monumento multimediale appena inaugurato. Abbiamo ricostruito una scatola a questi schermi che non facessero vedere la tecnologia, che facessero leggere solo i nomi e poi abbiamo potuto giocare con gli schermi e la tecnologia che ci dà la possibilità di dare un ritmo alla lettura dei nomi che continuano a scorrere nell'arco della giornata, passano tutti gli 8.000. Nomi che appaiono e scompaiono, nomi che si possono aggiungere e che si aggiungeranno man mano che la ricerca andrà avanti, nomi dietro ai quali ci sono storie, famiglie, sentimenti. I miei genitori si sono conosciuti in questo campo e quindi prima o poi compariranno su questo muro separati anche i nomi di mio padre Carlo e di mia madre Ada Buffulini. Ada Buffulini e Carlo Venegoni furono tra i simboli della resistenza all'interno e all'esterno del campo. Le loro testimonianze, come quella di Marisa Scala, altra partigiana da poco scomparsa, furono fondamentali per incriminare Michael Seifert, detto Misha, il boia nazista del campo di Bolzano, una vicenda giudiziaria lunghissima e complessa che si concluse nel 2000 con la condanna all'ergastolo per 11 omicidi accertati. L'aguzzino, estradato solo nel 2008, scontò appena 2 anni e 9 mesi di carcere, fino al 6 novembre 2010, giorno della sua morte a 86 anni. Gli omicidi che lui ha commesso in gran numero nel lager di Bolzano non gli erano stati ordinati, erano frutto soltanto della sua voglia di ammazzare. Pian piano, dopo il processo Seifert, ex internati e i loro parenti iniziarono a parlare e a raccontare le loro storie di uomini e donne accomunati da un tragico destino, a cui non sfuggì nemmeno Mike Bongiorno, che prima di diventare il volto della TV italiana e della rinascita di un paese, passò di qui e non se lo dimenticò. Io mi sono salvato, ma nessuno di quelli che mi salutavano è tornato a casa. 90 milioni di euro di debiti, 60 anni di storia finiti in bancarotta, debiti che hanno cancellato la Adria Airways, la compagnia di bandiera della Slovenia.
Nel 2016 il governo di Lubiana decise di vendere la Adria Airways, già all'epoca oberata di debiti, ad un fondo di investimenti tedesco, il Furka Invest. Lo Stato dal 2000 aveva speso per la Adria Airways più di 93 milioni di euro. La compagnia, 3 anni fa, fu venduta al prezzo simbolico di 100.000 euro, ma subito il governo diede al fondo tedesco altri 3 milioni di contributi. In 3 anni però gli amministratori tedeschi hanno depredato le casse, stornato i profitti e lasciato morire la compagnia. In strada sono finite più di 500 persone, piloti, personale di volo, meccanici e impiegati. Il Furka Invest fino all'ultimo aveva tentato di usare l'argomento occupazione per costringere il governo di Lubiana a ricapitalizzare la compagnia di bandiera. Un atteggiamento definito ricattatorio dal ministro dell'economia Zdravko Počivalšek. Lo Stato con questa proprietà non intende investire nemmeno un centesimo in Adria Airways. Con un debito così pesante non vogliamo sperperare il denaro dei contribuenti. Questa è una decisione prodotta analizzando i numeri. Nel 2016 a decidere la privatizzazione di Adria Airways fu l'allora premier e attuale ministra dei trasporti Alenka Bratušek, che in Parlamento ha presentato un disegno di legge per finanziare nuovi collegamenti aerei dall'aeroporto di Lubiana o per consentire la costituzione di una nuova compagnia di Stato in collaborazione con società aeree già affermate. Vogliamo che Lubiana sia collegata in modo adeguato e a buon mercato con l'Europa e il mondo. I ministri Počivalšek e Bratušek hanno la fiducia del premier centrista Marian Šarec. Critica invece l'opposizione di centrodestra e il partito della sinistra, formazione che aveva anche aspramente osteggiato la decisione di vendere l'aeroporto di Lubiana a Fraport, il gigante che gestisce l'aeroporto di Francoforte. Però è anche un problema di una strategia statale che non esiste. L'Adria e anche l'aeroporto è uno dei punti strategici, anche infrastrutturali, della Slovenia, e lo Stato semplicemente non ha saputo mantenerla e usufruirne. Gli imprenditori sloveni invece sono su posizioni liberiste e non vedono di buon occhio un intervento diretto del governo per creare una nuova compagnia di bandiera. Il problema è con connessioni importanti per l'economia o lo Stato, che però non sono redditizie. Solo in questo caso lo Stato potrebbe aiutare con un sussidio. Non sarebbe bene se Adria tornasse ad essere una proprietà statale. Già in passato abbiamo visto che non è finita bene. Per gli sloveni il fallimento di Adria Airways è stato uno shock. Terribile. Una catastrofe, uno scenario preparato. Qualcuno ci ha speculato. Questa vergogna non è successa per caso. Una delusione. È un male per l'economia, per chi deve viaggiare. Cosa resta dopo il fallimento di Adria Airways? Quello che è rimasto in Slovenia sono gli aerei per terra, mentre i profitti sono volati in Germania. Ora i collegamenti da Lubiana con l'Europa centrale sono garantiti da Lufthansa o da compagnie collegate al gigante tedesco. Adria Airways era un'azienda di medio-piccole dimensioni che comunque nel 2018 aveva trasportato 1.100.000 passeggeri. Tomaž Gorkic è il ragazzo terribile del cinema sloveno, regista già entrato nella storia della vicina Repubblica. È suo infatti il primo film horror, Idilio, opera che ha riscontrato un grande successo nei circuiti specializzati europei e nordamericani. Gorkic ora rilancia con La maledizione di Valburga, un horror truce, violento, ma con un filo di autoironia che rende il racconto guardabile e godibile. Il film, tutto sommato, è una commedia nera con un pizzico di terrore, violenza e sangue. È un racconto satirico che rispecchia la brutalità del nostro tempo. La maledizione di Valburga è stato presentato al Trieste Science Plus Fiction Film Festival e nelle prossime settimane verrà distribuito in Europa. La storia è semplice. Un gruppo di turisti arriva in una dimora di campagna e qui si ritrova in un incubo con vampiri neonazisti che girano con tanto di seghe circolari per i corridoi.
Ho rappresentato il mondo per quello che è realmente, siccome si tratta di una produzione indipendente, in parte finanziata con una raccolta fondi su internet, ho evitato censure o autocensure che altri registi finanziati con fondi statali devono sopportare. Così nella sceneggiatura mi sono permesso un po' più di brutalità. I protagonisti sono 3 truffatori di piccolo calibro, un gruppo di turisti scandinavi e infine un gruppo di attrici di film hard e il loro manager russo. Tutti minacciati da uno spettro nazista uscito dall'oltretomba, un'allegoria del nuovo capitalismo. Ripeto, il mondo bisogna presentarlo per quello che è, brutale e violento. Con una metafora ho voluto raccontare questo nuovo capitalismo, l'ideologia neoliberista che, nascondendosi dietro alla maschera dei diritti umani di una finta democrazia, sta spingendo il mondo verso l'annientamento. Un messaggio nobile, ma solo per chi ha lo stomaco di resistere a 2 ore di sangue, teste tagliate, sadismo, corpi mozzati, paura e terrore per gli appassionati del genere, il minimo sindacale.